È una recessione con cause di tipo sanitario che colpisce profondamente soprattutto i settori legati alla mobilità e alle occasioni di incontro delle persone. Il Veneto è in recessione. La pandemia da Covid-19 e le decisioni assunte per contenerla sono state di portata eccezionale, determinando la situazione più grave, economicamente parlando, della storia italiana contemporanea in tempo di pace. Una situazione economica che per quello che riguarda il Veneto è stata analizzata nel corso dell'aggiornamento congiunturale della Banca d'Italia da Venezia, questa volta inevitabilmente in videoconferenza. Stimiamo che nei primi 2 trimestri il prodotto in regione sia diminuito del 5,8 e del 17,2% rispetto ai corrispondenti trimestri dello scorso anno. Quindi nel complesso del primo semestre il calo si sarebbe attestato all'11,5%. In Veneto le cose non sono andate peggio rispetto al resto d'Italia come si prefigurava a giugno, quando si prevedeva una caduta superiore, vista una maggiore presenza in regione di settori colpiti nel lockdown ed una maggiore specializzazione nel comparto turistico, soprattutto a vocazione internazionale. A cavallo tra maggio e giugno comunque la svolta. C'è stato un recupero che, come vedremo, è stato diffuso a tutti i comparti dell'economia, in particolare a quello manifatturiero, ma nonostante questo recupero però riteniamo che i livelli di attività in regione siano comunque rimasti a settembre ancora ampiamente inferiori a quelli che c'erano a inizio anno.